400.000 posti di lavoro persi, 140.000 cittadini in emergenza mutuo e 480.000 imprese chiedono aiuto allo Stato. È il quadro telegrafico del rapporto Istat relativo alla emergenza coronavirus nel nostro paese. Una tendenza, quella dei posti di lavoro, che coinvolge uomini e soprattutto donne di tutte le età. Calano notevolmente le persone in cerca di lavoro nell'arco dei 12 mesi, mentre aumentano gli inattivi tra i 15 e i 65 anni. Questi dati dimostrano quanto grave sia la situazione economica nel Paese e quanto danno abbia provocato il virus, prima sanitario ed oggi soprattutto economico. L'Italia si sta avviando verso una recessione difficile che rischia di far sprofondare l'economia delle famiglie. Sono infatti 147.000 le domande presentate per la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa, cui aggiungere oltre 480.000 domande presentate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. La rilevazione statistica dimostra i primi effetti delle misure a sostegno della liquidità adottate dal governo grazie ai decreti legge Cura Italia e liquidità. Sono 2,4 milioni le domande di prestiti presentate dalle imprese ed una buona parte di esse sono già state accolte. Da un'indagine condotta da uno studio si rileva come la quasi totalità degli imprenditori hanno dovuto confrontarsi con la moltiplicazione della documentazione in un difficile percorso di burocrazia che rischia di sfiancare cittadini ed imprenditori. Sono infatti 30-40 i giorni necessari per la presentazione di garanzie per la parte non coperta dalle garanzie statali, una garanzia al 100% per i finanziamenti fino a 25.000 euro senza alcuna valutazione del merito creditizio e fino a 800.000 euro è richiesta una valutazione con la garanzia dello Stato fino al 90% e la rimanenza del 10% è coperta dai Cofidi. Intanto il prossimo 7 giugno il decreto liquidità, dopo il passaggio alla Camera, arriverà finalmente in Senato per l'ok definitivo.